Qua c'è un esproprio, i miei 15 pony pensionati rimangono qui dietro alle macchine, andate pure avanti, io sto qua. Molto bella la strada, così tutta curveggiante, cioè guardate che roccia che abbiamo davanti adesso, è imponente. Benvenuti nel secondo episodio delle Dolomiti Moto nel 2024, dell'estate 2024. Controllatina, sto registrando come sempre. In questo momento ci troviamo appena dopo Cortina, in direzione Lago di Misurina. Cortina, Misurina, ho fatto pure rima, ora sono più contento di prima. Questa è una strada anche panoramicamente bella, oltre che asfaltata anche bene, un po' nel bosco così, siamo tutti in fila, peccato per la macchina che ora è spuntata davanti a noi. Però fa niente, ce la teniamo perché tanto la strada per arrivare al lago di Misurina non è lunghissima da Cortina, erano solo una quindicina di chilometri circa. Qua abbiamo di fianco una specie di torrente in quella vallata. Qua siamo arrivati in cima al passo Tre Croci, passo che devo dire essere molto bello. Guardate che gigamontagna che abbiamo davanti con tutta questa ghiaia attorno. Qua siamo arrivati nella zona, diciamo, dove penso ci sia un ristorante, un albergo o qualcosa del genere. Qua cercheranno di girare. Ok. E noi proseguiamo senza fermarci direttamente già qui perché questa mattina eravamo già quasi in ritardo e proseguiamo verso il lago di Misurina. Un'altra controllata se registravo, controllo sempre 200.000 volte perché con la GoPro, a differenza della Insta, non mi rendo conto di quando inizio a registrare perché non sento bene il suono del click, quindi mi affaccio allo specchietto per vedere se vedo i secondi che scorrono sullo schermetto al di fuori dalla telecamera. Qua incontriamo un po' di traffico in tutta la colonna di macchine sulla strada, ben parcheggiate però anche che in mezzo a noi che vanno. Una bella discesa, guardate qua che bel panorama, queste rocce mastodontiche. C'è pure una specie di fiume che viene giù anche qua. Una strada molto, molto larga, che è la strada che ci porterà finalmente al lago di Misurina. Qua questi frenano. Ok, arrivati a Misurina. Lago molto bello, devo dire. Peccato che c'era un po' qualche nuvola sopra, però comunque c'era abbastanza sole. Solo che il sole era era dietro alle montagne che avevamo di fianco. Adesso qua stiamo cercando un posto, in un parcheggio in cui fermarci, ma ci fermiamo. Dopo questa breve vista sul lago di Misurina decidiamo di riprendere praticamente subito. Ci siamo fermati solo pochi minuti per fare una breve pausa, siccome era già abbastanza tardi nella mattinata, erano già più delle 10 di mattina e dovevamo fare ancora tanti chilometri perché la tappa in cui ci saremmo dovuti fermare a pranzo era bella lontana. In questo momento ci stiamo avviando sempre di più con calma verso le Alpi del Friuli, che è una parte che faremo e vedrete nel prossimo episodio.
Perciò iscrivetevi al canale per vedere il prossimo episodio lunedì alle ore 14 e mettete un like a questo se vi sta piacendo e vi piacciono contenuti come questo. Ok, nel mentre che abbiamo questo spazio di strada dritta, volevo chiedervi un commento con scritto che tipo di video preferivate, per dire se preferite un video simile a questo. Intanto è passato un gruppo di scout, penso. Se preferite un video simile a questo, cioè nel mentre vado a fare dei giri barra viaggi o cose del genere, oppure delle semplici clip, diciamo, di quando giro la sera per Cremona o in giro per città o cose così con amici o quant'altro, per capire un po' più o meno che cadenza di video portare. Se vi piacciono di più questi, porto di più questi e di meno gli altri, o viceversa. Facendo 2 video a settimana posso benissimo alternare, però va tutto in base alle preferenze vostre. Tanto qua abbiamo un bel rettilineo in cui si va a una velocità abbastanza alta, scendiamo giù in questa specie di vallata, una strada con tutte curve larghe ma sempre con un buon panorama di fronte a noi con tutte le montagne. Finalmente poco traffico su questa strada, perché fino ad ora ne abbiamo beccato parecchio già dal primo giorno, come avrete visto nello scorso video. Se non l'avete visto lo trovate nella in alto a destra oppure nelle schede finali di questo video. Qua ci troviamo già in Friuli, se non ricordo male. Passiamo sotto questi tunnel con dei cantieri sulla strada, comunque, perché stavano rifacendo, mi sa, al bordo della strada, perché c'è stata una forse frana. Vedo abbastanza la montagna scavata. Qua passiamo su un ponte di ferro completamente arrugginito, proprio tanto rassicurante ovviamente. Qua una bella strada con un altro bell'asfalto. Forse l'ho detto un po' troppo in fretta perché qua comincia ad essere già crepato, però comunque non è malissimo. Peccato per il furgone che abbiamo davanti. Abbiamo avuto un po' di sfiga per quel weekend qua, che abbiamo trovato molto traffico in giro che non sempre era semplice da superare, e alcune macchine barra furgoni barra pullman, per superarli ci voleva una vita. Qua facciamo passare i signori solo perché ho visto un cane salsiccia. E in questo momento ci fermiamo a far colazione, ovviamente la sosta bar della metà mattina. Altra controllata se stavo registrando dopo essere ripartiti. Strada ancora tutta in mezzo al bosco. Qua abbiamo un furgoncino davanti che sarà molto difficile levarselo, infatti ce lo terremo per un bel po', perciò direi che faccio un bel timelapse finché non riesco a levarmi dalle palle quel furgone qua e ci rivediamo appena dopo.
Ok, come avrete visto sono riuscito a superare sia il furgone che la macchina che c'era appena davanti, che all'inizio non si vedeva. E in questo momento siamo su un tratto di strada qualche chilometro più avanti rispetto a quello che avete visto. Se vi chiedete perché ho messo il timelapse è semplicemente perché era un tratto di bella strada, nonostante ci fosse comunque il furgone, quindi ci tenevo a farla vedere. Però intanto vi dico che per questo episodio è tutto. Vi rimando a lunedì, ricordo alle ore 14 il prossimo episodio.